faceva pagare il gasolio ad un prezzo superiore rispetto a quello esposto, da 2,509 € a 2,749 € al litro, danneggiando così automobilisti distratti, approfittando della loro buona fede. Il gestore 39enne di un distributore di carburante a Montecchio Maggiore, già noto alle forze dell'ordine per precedenti irregolarità, è stato sanzionato ai sensi del Codice di tutela dei consumatori. Dovrà pagare 1.032 euro, ma l'importo potrebbe lievitare fino ai 25.000 euro a discrezione dell'autorità competente. La Polizia Locale dei Castelli sta inoltre verificando l'eventuale ipotesi di violazione per tentata truffa. In questo particolare momento la nostra attività è anche rivolta alla verifica e al contrasto anche di quei comportamenti irregolari a danno dei consumatori. Come sempre è indispensabile e molto importante la collaborazione dei cittadini nel segnalare alla Polizia Locale questi comportamenti. L'invito rivolto ai cittadini resta quello a segnalare alla polizia locale abusi o situazioni poco chiare.